Laura Repetto, un onore oggi averla qui con noi, città metropolitana di Genova. Allora, siamo sotto una targa importante, veramente parlare della targa, ti lascio la parola perché insomma siamo in una giornata speciale. Siamo in una giornata speciale tutta dedicata alle donne per l'80° compleanno del Centro Italiano Femminile, del CIF, e siamo in una sala particolarmente evocativa. Il nome di Anna Maria Mozzoni è qui perché la sala appunto è dedicata a lei, la prima donna che ha fatto una petizione al Parlamento per il voto femminile. Se vedete c'è scritto 1877, dovrà passare un bel po' di tempo. Naturalmente ha dovuto affidarsi a un amico parlamentare perché il Parlamento era completamente costituito da uomini, ma ho letto anche i documenti che riportano quelle discussioni in cui sembrava impossibile concedere il voto alle donne perché avrebbero avuto delle difficoltà in certi periodi del mese, avrebbero avuto delle difficoltà emotive a gestire delle decisioni importanti, insomma si doveva fare ancora tanta strada, ma appena è stato varato il diritto al voto alle donne, i gruppi femminili si sono mossi immediatamente, il CIF neonato ha iniziato a percorrere le città, i villaggi, i paesi, i centri abitati per convincere le donne dell'enorme importanza che aveva quel certificato elettorale nelle loro mani, e da lì in avanti la presenza del CIF ha impregnato la vita sociale con fortissimi valori ma una capacità di concretezza straordinaria. Parlavamo concretezza, parliamo di corsi di formazione. Sì, certo, l'attività del CIF è veramente a 360 gradi. In città metropolitana io mi occupo di pari opportunità e di istruzione e in particolare ho sott'occhio quindi alcune delle iniziative proposte dal CIF. Sono tanti corsi di formazione professionale e noi ci occupiamo su delega di regione di accompagnare i ragazzi e disabili, per esempio, a partecipare, a beneficiare di questi corsi. Sono ben 62 in tutto il territorio, fra quelli di Genova, il territorio, e anche di Chiavari, ed è davvero una risorsa importantissima per i ragazzi che finiscono le superiori e poi hanno bisogno, no, di trovare la loro strada, un percorso di autonomia, e per le famiglie che non restano da sole alla fine del percorso di studi, di istruzione canonico, diciamo. E a proposito di supporto alle donne con il telefono donna. Telefono Donna è una meravigliosa iniziativa del CIF di Chiavari che seguiamo come pari opportunità, un telefono, una linea telefonica disponibile H24 per supportare le donne in qualsiasi momento, in qualsiasi bisogno, in qualsiasi necessità. Si può telefonare e ricevere una consulenza, un aiuto e non sentirsi sole. La solidarietà femminile in questo è veramente eccezionale. Bene, grazie per il suo intervento e grazie quindi a tutte le attività con Genova città metropolitana. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, sono qui come consigliera delegata di città metropolitana, vi do il benvenuto, vi saluto, vi ringrazio per aver scelto questa nostra sede per festeggiare un compleanno così importante, gli 80 anni, e davvero vi ringrazio. Il Presidente Marco Bucci ha già detto tutto, no? Cosa posso aggiungere? Che è proprio tutto vero, nel senso che da insegnante di storia ho conosciuto il CIF proprio parlando del dopoguerra, no? È stato dato il diritto di voto alle donne, ma mancava la consapevolezza di quello che poteva voler dire. Le donne potevano prendere questo certificato elettorale e metterlo in tasca, non usarlo, invece le donne del CIF sono andate in giro per le campagne, per i piccoli villaggi, per i paesi a spiegare l'importanza di votare. Le donne sono corse in massa alle urne e le foto con le code, le attese sono note a tutti. Da lì in avanti la presenza del CIF è stata capillare in tutti i paesi e io stessa ho avuto a che fare con tante persone. Doveva essere qui la presidentessa anche del comune di Busata, che non vedo, ma che è uno dei motivi per cui ho iniziato a impegnarmi nella vita pubblica, nella vita amministrativa, interessarmi del comune. Mi ha seguito sin da quando ero ragazzina, per fare un esempio di quanto è capillare e importante la vostra presenza.
conoscenza. Durante l'università ho incontrato la possibilità di fare corsi grazie al CIF e adesso in città metropolitana mi occupo di scuola e per delega della regione ci occupiamo anche di fare il trasporto alle persone che vanno ai corsi, alle persone disabili. Su 102, vi do un dato, tanto per raccontarvi un aneddoto del legame, dell'importanza della consapevolezza che noi delle istituzioni abbiamo del valore del vostro lavoro, come diceva il Presidente. Abbiamo 102 ragazzi che noi accompagniamo ai corsi di formazione professionale su delega di regione. Di questi 102, 62 frequentano i corsi CIF, 30 fanno i progetti integrati, sono ragazzi che vanno ancora a scuola, fanno 3 giorni a scuola e 2 corsi di formazione. 32 sono gli adulti che hanno un percorso di formazione professionale che magari è fondamentale per la loro indipendenza o autonomia. E soprattutto non li lascia soli dopo le superiori, quel momento in cui la famiglia si trova nella disperazione, il ragazzo si trova disorientato perché perde i riferimenti, gli insegnanti, i compagni. E quindi è una sinergia che CIF sa fare con le istituzioni e con tante altre associazioni del territorio, una sinergia spesso con tante altre associazioni femminili, e noi vi ospitiamo sempre volentieri. Io sono una vostra fan, non solo fate tanto, non solo siete un supporto, siete proprio un esempio, e per questo vi ringraziamo. Grazie veramente.